Agriumbria con la sua forte componente dedicata alla meccanizzazione diventa anche il momento, l'occasione per fare il punto sul mercato. Alessandro Malavolti, presidente Federunacom, allora un momento un po' di transizione, lo possiamo pensare così, questo inizio 2023? Sì, allora l'inizio 2023 è partito con dei numeri leggermente in calo rispetto al 2022 che comunque sono stati inferiori al 2021. Ricordo a tutti che però il 2021 è stato un anno eccezionale in cui l'immatricolato era cresciuto del 36%, l'anno scorso siamo calati del 17%, ma comunque con dei numeri sempre superiori al periodo pre-pandemia di circa un 10%. Numeri di immatricolato inferiori, ma numeri di vendite in termini di fatturati, di valore della produzione non così negativi, perché comunque il valore medio della macchina è aumentato e il costo delle macchine in generale è aumentato. I numeri dell'export invece sono cresciuti delle nostre aziende, hanno segnato in più 14%, 14,6% a valore, e un inizio 2023, come dicevo prima, leggermente in calo, ma ancora subiamo degli effetti di rotture delle catene di fornitura, per cui le nostre aziende ordini ne hanno, ma non riescono a spedire tutto quello che è l'ordinato da parte degli agricoltori e dei rivenditori. Esiste comunque ancora un clima abbastanza positivo, nonostante ci siano turbative di mercato e attese per contributi e incentivi che si sono fermati alla fine dell'anno scorso e che quest'anno sono ancora in stand-by. È calato il credito d'imposta dal 40 al 20% e molti stanno ancora aspettando questo PNRR sulle macchine agricole che dovrebbe vedere la luce tra poche settimane, speriamo. Ecco, uno dei temi dei quali abbiamo parlato e riparlato, quello della revisione, c'è stato nelle settimane scorse un incontro al quale avete partecipato con il ministro Salvini. Si riuscirà a mettere la parola fine a questa vicenda? Speriamo di sì, e dal 1956 mi sembra che nel codice della strada italiano è prevista la revisione delle macchine agricole, mancano ancora i decreti attuativi. Il Ministero Salvini ha preso l'impegno di portare avanti, mancano veramente pochi passi, siamo in stretto contatto con loro, ci saranno anche nelle prossime settimane delle altre audizioni sempre sullo stesso tema, quest'anno forse è l'anno buono. A proposito di macchine obsolete, c'è un dato in quelli di mercato che è preoccupante, è la crescita invece esponenziale, quella sì, dell'acquisto dell'usato. Sì, c'è l'acquisto dell'usato che è molto significativo. L'anno scorso le macchine nuove sono calate del 17%, le macchine usate invece sono aumentate di quasi un 32%. Siamo arrivati al numero record di 51.000 macchine usate con una vita media oltre i 20 anni, mentre le macchine nuove vendute sono state poco più di 20.000, per cui essenzialmente la domanda di macchine agricole c'è ed è forte. Purtroppo si sta rivolgendo verso ancora macchine vecchie, poco sicure e sicuramente tecnologicamente non all'avanguardia. Agriumbria è diventata anche l'occasione palcoscenico per presentare il prossimo grande appuntamento che fa seguito ad Agriumbria e ad EIMA di novembre, ovvero AgriLevante, che torna dopo 4 anni di pausa forzata, perché 2019 è stata l'ultima edizione. Torna a Bari dal 5 all'8 ottobre. Simona Rapastella, direttore generale Federunacom, allora finalmente torna questo appuntamento dedicato all'agricoltura del Mediterraneo, con delle novità. Sì, finalmente torna, siamo molto contenti perché noi amiamo AgriLevante e non abbiamo potuto organizzarla nella passata edizione a causa della pandemia. E torna con dei numeri molto interessanti perché nonostante mancano ancora mesi alla inaugurazione della rassegna, abbiamo 200 imprese che hanno già aderito e una copertura dell'80% della superficie espositiva, e questo dato non è solo molto interessante dal punto di vista promozionale e commerciale, perché sottolinea che c'è davvero necessità di matchare la domanda con l'offerta anche in quell'area, ma anche per il posizionamento fieristico della rassegna, che si è sempre
sempre voluta dedicare ai ai paesi del bacino del Mediterraneo e quindi orientata verso le culture specializzate, orientata verso le filiere produttive, verso quel tipo di meccanizzazione proprio di qualità e specializzata che serve anche quei paesi. Quei paesi saranno oggetto anche di una particolare attenzione che noi vogliamo rivolgere a tutta la parte internazionale quest'anno, non solo con un nuovo spazio, ma addirittura con un numero di operatori economici superiore rispetto a quelli del 2019, saranno circa 150 gli operatori che porteremo grazie alla preziosissima collaborazione con ICE Agenzia e il Ministero degli Affari Esteri da soprattutto Africa mediterranea, Asia, Europa balcanica e dell'Est. Ma non solo, un lavoro straordinario che stiamo portando avanti con l'Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari, perché dobbiamo rivolgerci anche agli studenti agronomi che devono essere formati sulle nuove tecnologie e sulla nuova meccanizzazione. Poi tra le novità due aree focus di due settori che non erano presenti o erano presenti ma in modo non troppo identificabile, che sono giardinaggio, cura del verde e poi la robotica, le nuove tecnologie. Assolutamente sì, avranno due spazi. Il giardinaggio ha sempre creduto in Agrilevante, ma proprio per questo vogliamo dedicare una focalizzazione sempre più specifica affinché sia uno spazio in cui sia gli hobbisti che i professionisti della manutenzione del verde trovino il loro interesse e poi la robotica, l'elettrificazione, tutte le tecnologie avanzate che vedranno un nuovo spazio esterno anche con prove dimostrative, perché non c'è dubbio che questo grande tema rappresenta l'avanguardia dei mezzi meccanici agricoli del futuro. Ovviamente ci sarà anche una parte zootecnica che tra l'altro sarà realizzata grazie anche alla collaborazione con Agriumbria, che con la zootecnia ormai ce l'ha nel DNA, associazione allevatori, e quindi ci rivedremo ovviamente ad Agrilevante quando sarà il momento. Adesso però noi proseguiamo la nostra visita ad Agriumbria proprio con il settore della zootecnia. E questo è il cuore di Agriumbria, i ring per le sfilate, i box con gli animali che attirano addetti ai lavori da tutta Italia, ma anche tantissimo pubblico, tantissimi curiosi. Sono 3.000 gli animali presenti, dai conigli ai cavalli, dagli ovini ai bovini, sicuramente i più rappresentati, perché Bastia nei giorni di Agriumbria è assolutamente in modo indiscusso capitale italiana della zootecnia, in particolare della zootecnia da carne. Dall'anno scorso infatti Agriumbria è stata riconosciuta ufficialmente come polo nazionale delle carni di qualità e durante la manifestazione si tengono mostre nazionali per vacche di razza chianina, romagnola, limousine, Chevrolet. In esposizione ci sono però anche i capi di razza marchigiana, podolica, maremmana e piemontese, le regine del latte, le frisone, le pezzate rosse duplice attitudine e, novità di quest'anno, dopo un po' di assenza, le bufale mediterranee italiane. E se il manto scuro delle bufale spicca tra le tante razze bianche che sono le razze autoctone italiane, ce n'è però un'altra che spicca per il colore, anzi un altro, ed è qui alle nostre spalle, è un toro di razza podolica. Qui con me Giuseppe Sarubbi, che è l'allevatore, arriva dalla Basilicata, dalla provincia di Potenza, nell'area del Parco del Pollino, quindi già la dice lunga. Io è la prima volta che vedo il toro di Podoli, che ci sono sempre state come rappresentanza delle razze italiane, però il toro è la prima volta. Certo, sì. Quest'anno abbiamo deciso in qualche modo di portare un toro adulto anche per far sì che facessimo, diciamo, vedere quella che è la maturità della razza in sé per sé. Abbiamo qui Giulio, lui ha 6 anni.
ed è un toro di razza podolica in purezza. Sono animali che anticamente venivano utilizzati da lavoro. Sicuramente, oggi le realtà sono cambiate, è un metodo di allevamento, noi li alleviamo per le loro qualità, a partire dalla carne e poi sicuramente ad arrivare al prodotto di punta che sarebbe il nostro caciocavallo podolico, che si contraddistingue sicuramente a differenza degli altri perché essendo degli animali che vivono perennemente e costantemente allo stato brado, mangiano tutte le erbe possibili che trovano sul territorio e quindi conferiscono al caciocavallo podolico delle caratteristiche organolettiche diverse da quelle che può essere un caciocavallo normale. Ecco, insomma, questa è una delle eccellenze italiane, piccoli numeri ma grande eccellenza. Io la ringrazio, buona permanenza in fiera e qui con questi bellissimi animali si chiude la nostra puntata. Grazie anche a voi per averci seguito in sovraimpressione come sempre, tutti i nostri riferimenti e ci rivediamo la settimana prossima. In collaborazione con